Basta. Maleducati che non ne ha. Vabbè, ma può stare lì con i bambini. Poverini, dai, Ha, con i bambini. ha buttato l'immondezza in acqua. Allora, ci sono i bambini. E poi i Basta. bambini imparano dai genitori maleducati. Basta. E che non devi essere qua. Meno male. Vorrei rimanere per vedere che cosa lascia qui. Hai capito? Brutta maleducata che non ne ha. Ma che razza, ma vai in montagna davvero? E non venire al mare in Sardegna, capito? Che non abbiamo bisogno di te per 4 ore. Vai in albergo invece di mangiare scatolette al mare, hai capito? Ma che razza di turismo è questo? A buttare l'olio in mare? Ma lascia perdere! Turista, dice che è turista, ma lascia perdere! Ma non mi prendere in giro! Ma hai preso tutto? Ho pensato di chiamare la forestale davvero, guarda. Che cazzo? Ma guarda. Vai, giù tutto ora che non sei altro. Lascia perdere, guarda. Non prendere nervoso, guarda. Mi rovescio anche l'ombrellone adesso. Ma guarda. Perché dice che la piscina fa tutto fuori? Ma tu ci credi? Vabbè, però deve... Ancora. Insegnamento ai bambini che danno, hai capito? Vediamo che l'abbia capito. Per il futuro, capito? Turista dice che. Ma turisti così ne abbiamo bisogno, noi, capito? Abbiamo bisogno di turisti che sono rispettosi dell'ambiente, capito? Ma lascia perdere, cosa hai fatto? Cosa stai insegnando ai tuoi figli? Niente, andiamo a casa e basta. Non lo capisci? No. Non lo vuoi capire. Hai capito? Poi vogliono la spiaggia pulita. Capito? Quando viene vuoi la spiaggia pulita. E noi dobbiamo pulire per lei. Maleducato. Ma stai zitta! Non te l'avremmo detto noi. E dove stavi andando con la scatoletta a buttarla nelle serpaglie? No, voi avete problemi. State a casa vostra se volete venire qua, capito? Se non siete venuti nel Burundi, andate nel Burundi. Se volete stare qui. Ma lascia perdere, la spiaggia è di tutti, deve avere rispetto di tutti. Hai capito? Cosa butti il riso adesso sotto la sabbia dopo che avanza? Vuoi fare quello? Ma lascia perdere. Ma me lo mangio, ma meno male. No, ma meno male. Meno male. Meno male che lo fai. Andiamo dove vanno via quei signori. Anche lì c'è un po'. Dipende il territorio. Un po' sei meglio, va. Sì, poi gli avanzi li mettiamo sotto la sabbia, capito? Tanto poi arrivano i sardi che sono coglioni, secondo te, sono degli stronzi, capito? Ma lasciate, ma stai zitta, mi fai cazzare, guarda. Ma lasciate. Ma Vabbè, dai, basta. Vedere come si comporta. Poi vediamo con la forestale come la mettiamo. Qualcuno ha fatto già delle foto, comunque, hai capito? Qualcuno ha fatto già delle foto. Poi lo vediamo. Chi è lei? Che cosa? Ha buttato le scatolette d'olio tutte in acqua e poi le stava sotterrando sotto la sabbia. Dai, chiama il mondo. E io dico, ma c'è quello che fuma e fa la buchetta, mette la cicca lì. Poi arrivi e dici, però ci sono le cicche. Telefoniamo al sindaco, ma ci siamo noi maleducati, poi cosa pretendi? Di trovare